Il Paese ha bisogno di un progetto di lungo periodo sulla casa e sulla riqualificazione urbana delle città. Lo sostengono le principali associazioni in rappresentanza del settore immobiliare e di quello delle costruzioni che si sono riuniti a Casa su Misura, il salone dell'arredamento e dell'edilizia svoltosi in fiera a Padova, dal titolo La New Economy dell'immobiliare, la sfida decennale per la ripresa economica, il recupero edilizio e la tutela ambientale. Un convegno promosso da FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari. È il momento di una possibile ripartenza del mercato immobiliare. Il governo Renzi ha annunciato che toglierà la tassa sulla prima casa, gli spread sono bassi, quindi le banche hanno riaperto i cordoni delle borse, quindi diciamo che gli spread sono accessibili un po' a tutti, ci sono tutte le condizioni perché l'immobiliare possa ripartire. Oltre a questo bisogna rivedere le strutture. Sì, il convegno di oggi è molto interessante perché parliamo di rigenerazione urbana, non è più possibile continuare a costruire, fare nuove costruzioni, consumare territorio, c'è da pensare alle nostre città in maniera diversa, una città che sia a misura d'uomo e che per quanto riguarda l'edilizia si comincia a parlare di ricostruzione e rigenerazione urbana. Abbiamo un patrimonio immobiliare vetusto che va riammodernato e qui le amministrazioni comunali, la pubblica amministrazione è chiamata in causa perché c'è la necessità di rivedere i piani regolatori. Il taglio dell'IMU e della Tasi per la prima abitazione darà certamente una spinta ai consumi delle famiglie, ma non rappresenta la svolta sul fisco attesa dalla filiera immobiliare e da quella delle costruzioni. La rigenerazione urbana e la riqualificazione delle periferie sono viste dalle categorie di settore come principale spinta per la ripresa degli investimenti. In questo il fisco ha un ruolo centrale, così come il credito. Come costruttori noi vediamo con grande favore questa idea che è stata lanciata in questo convegno dalla FIAIP di promuovere l'efficientamento energetico, perché il nostro patrimonio immobiliare in Italia, pensiamo che circa il 60-70% degli immobili in Italia sono stati costruiti prima del 1970 e per cui prima dell'avvento di tutte quelle regole, tutte quelle tecnologie che danno la possibilità di avere un risparmio energetico efficiente, per cui questa idea va nella direzione giusta della riqualificazione degli immobili, smettendo di costruire. Detto poi da noi costruttori, credo che sia un messaggio piuttosto forte. Tutti parlano di rigenerazione urbana, ma all'atto pratico nessuna svolta. Per questo in Veneto un insieme di associazioni hanno dato vita ad un coordinamento Urban Meta per consegnare alla Giunta regionale una proposta di legge sul consumo di suolo zero. Questa crisi secondo noi può e deve diventare un'opportunità per il futuro e per questo, siccome riteniamo che da soli non riusciamo a incidere nella politica che purtroppo sul tema della rigenerazione delle città è piuttosto ferma, soprattutto a livello nazionale, allora abbiamo messo assieme nel Veneto un'organizzazione, si chiama Urban Meta, dove 19 categorie, non solo professioni, ma soprattutto anche Confindustria, sindacati, costruttori, Università di Padova e tantissime altre organizzazioni ambientali, tutte assieme. Per la prima volta presenteremo il 22 di ottobre in commissione regionale una proposta unitaria appunto di emendamenti al disegno di legge comunque positivo che sta portando avanti la Regione in materia di contenimento di consumo di suolo e quindi di rigenerazione della città. All'interno di Casa su Misura, Noi di Casa, rappresentato da un gruppo di professionisti, agenti immobiliari, notai ed esperti del settore alberghiero di Padova, hanno dato il loro supporto a utenti e operatori, uno sportello di consulenza per consentire alla giovane coppia che sta cercando la casa dei sogni o il privato che decide di valorizzare il proprio investimento immobiliare di orientarsi con consapevolezza.